Ascolta mamma, te. Se gade fa il più l'età, la prima secca foto è te. Beppo, magari chi l'ha odiato madre, ad a te adesso, se per far sparire un fantasma, me go diventare cadere, fred e stronga so. Vota mamma, me de cadere, col cempè hanno mai visto. Ad a che ti fate scrivere al funerale? Ascolta, ancia per essere, quattro preci, lavanda, si cos'è scurone de fiur, con un bel naster viola, con su scritto. I tuoi cari figli prediletti. Molto bel colombare a mezza altezza, i segari e lei a mettere detti più, una bella fotografia color e la lucina sempre in pesa delle noci. Guarda Pina, a tu ma pensare sono tutta contenta. Ma se non mi era ordine di gatto madre, no? Ma su mia me. E se invece c'è? Invece, anche se fa me la gatta, dopo due, e la mia della famiglia Paole? Mamma, alla che lei, alle morte, ma le mie bambole, non crede che non vede. Insomma, Ercù, bisogna che sa sacrifichi per il bidiote. E perché mia te, Beppo? Me? Certo. Ma perché se gade portare ai palanche, anche col più che le bude amministrare ed è maiale fa e capì. Ma se l'è perché il suo una può me preoccupa mia carissimo. Che arda, taffo fa una bel colombar che non ti potete immaginare. Bellissimo Ada, che il mio condominio. Taffo bella, tua bella fotografia con la tua bella lapide di marmo, la lucina sempre in pesa e una bella dedica. E cosa che scrivere se per esempio? Adesso capisco. Allora, era buono come il pane, lascia sconsolate nel dolore e nella ricchezza la sua mamma adorata e la sua sorella che ci voleva tanto bene. Sei con te? Con te della bella Madonna, crepa te che te la fosse bella lapide e una bella dedica. E senti cosa faresti se? Qui già c'è morta la povera Pina, che all'altro mondo se n'è andata, sacrificandosi, poverina, per trovare i gay del tata, dalla mia fiducia. Sì, e per poter continua con D, per avere 4 belli, questa scema di famiglia, lascio questo, lascio quelli, il bebbo si ripiglia, ma che c'ha fatto il No, però, ma è una stupida. scrivere smette che vega, No, perché adesso mamma, sto. no, lei lì, le veramente avido, Sì, cosa non capite che per venire ma tocca in idea senza che ne qui al mattino innanzi. Ma no, non si comodo da dentro, ma se la deve ragionare di affari di famiglia, insomma. A dire un caffè. No, non è perché avevo che po' fresa. Che calesi venendo? Dai. In che maniera non ho detto che fresa? La che la steri di pignare che sta male. E mi la vuole andare a dare l'estremo su. Ah, ma è la mia che la Giassina che la sta dando una casina che la somea che la sta che più per miracolo? Proprio che la. Sì. Madonna, me l'ho redetto lui, hai sa che non si sente poche parole, né, ma anche il cuore che finisce. Insomma, perché gliela brevi? Anche adesso ospitare qui, in de nostra casa, quella povera creaturina lì. Ma e se per caso alla mia Samuel che mi ho staccato, avevi pensato? Madonna, la sarebbe una fortuna. È una fortuna che la vede. No, Don Redento mia che la muore, ma che la muores con te
ci conforti religiosi e familiari. Certo che le Teresa è proprio una santa nonna o gli farà una sciù del genere. Certo. Però non credi mica che il dottore gliela si trasporta anche di sicuro la trova. Peccato, proprio vero peccato mortale. Ma che brutta tosca è vado redento. Ma se fa che cura, anzi, al vaghe del tutto. A dire la verità, se lei vuol dire la verità veramente, secondo che la Toschi è propriamente colpa del dottore. Come mai è colpa del tutù? A soldati ha fatto provare la pressione del sangue. E allora lui, il dottore al Marder, mi disse, Don Redentore, al guarda che lui, al gade ferma, dei sigarette al dì, mi è più. Venendo qua di acciame per dire che il medito è una brutta cosa. E lui mi disse, al guarda sul preost, che Kratos lì la guida a fermare le sigarette. E megafono. Su questo vomia di dove, perché me in demeta non mai fermato. E se mi dice Kratos che ha la colpa delle sigarette che il madì lui deve fermare. Ma disimi un po', aspetta io perché amici ma che in devo staccare, abbiano fa malati. Don Redento, Dio che è malato, che è morto. Come mo? Ma scusate, in claca che si che in tre, e tu tre a bufi vuol dire che siamo. Ma no, Don Redento, che il giure se non mi è noto che sei morto, che il giure sul co della buonanima del mio portiero. Veramente, a che mi è tardi di giurare, che ve lo so dire, a si che tre a bufi vuol dire che siamo, cioè sti È difficile, cosa vuol dire si studiare? Allah capisce che se la mia nota che si era morto. Ma chi sarebbe solo il morto allora? Reverendo, o il morto, a lei Piero. Finca Pibrasi, messo che il vostro padre è morto 4 anni fa, e so anche che la mia olito il funerale cristiano e la preferita fa scremare. Forse va a riferire ai sender che vedete in quella scatola lì. No, reverendo, purtroppo il morto, a lei nota è Piero. Se prima da capire vota, adesso da capire siamo di meno. Vabbè, Don Redento, mi godi di galore, però lui Alma promette che sarà via mia. Insomma, non te riuscirà, ma faccio una seduta spiritosa. Ah, i conti sui barzelletti? Oh, reverendo, veramente era una seduta spiritica. Ah, una seduta... Ecco. Cos'è? Una seduta spiritica che in devo staccare? Che scandalo! Perdonali signore, essi non sanno ciò che si fanno. Ma a dire la verità, Don Redento, non te la sera che se la deve fare. Insomma, non te ma fai la seduta spiritosa perché non vogliamo anche il mio, perché anche de domandaga. Anche de domandaga. Se l'erano arrivati in paradiso. Certo. E cosa che succedì? Che A che succede il reverendo che al suo posto? A che io tenuto è Piero. Hai capito? Sì, ma che fila avrei fatto? Sto Piero. Vedrà che bella televisione. Insomma, sul preosto, note, a placciamo che per fare da una benedizione speciale, per far tornare insomma, dendoleriato. È una specie
d'esorcismo allora. Ecco, vedrà poi lui quelle del mestiere. Ma mi sono convinto che oltre si crea a tu in giro, però me, uno sta al su. Dai, andi là c'è sto pieno e mi ha diversato, però oltre resti di là, che dopo capisci me. Bene. Pensa un po', cosa mi tocca i miei parrocchiani che fa sedute spirituali per chiamarsi ai morti, non sa capisci più. Il mi ha detto che non c'è mai più. Da essere sentito pieno, In carne ed ossa, anzi, in puro spirito. Se sei proprio lui. guarda che mi sono che per rimandato dentro a se venire. Ma magari se che riesce, perché spiega che me sta che a fare gota, a me si annoia. Poi alza stufa. Vabbè dai, allora, sente Solé e ascolta. Profiscere anima cristiana e al mondo, in nomine dei Patris Omnipotentis, i te creavi. In nomine Gesù Christi, fili dei vivi, qui pro te passus est. In nomine Spiritus Sancti, qui in te fusus est. In nomine gloriose et sancte dei genitori, Virgis Mariae. In nomine Beati Joseph Impliti, e Iusem Virgine Spons. Alma scuse, ma guarda che me a capire le gote da qualche tradizione. A dire la verità, alle mai stagioni intelligentuna. Ma come fate a capire gota che formule che è scritto se in latino? Ma per me questo è arabo. A guarda che me lo faccia doma la seconda. Ma la seconda elementare, io la seconda media. Allora, cosa fai cos'è? Otta, si alza mia lucca del mestiere. E se mi adesso una specie di su speciale, tipo che è la Urbi et Orbi? No, no, ma scusi, ma guarda che se che è un orbo sarà luna. No, andiamo a vedere. Teresa, devo pina in sa! Allora li dai. No, lei mi andate, alleneiamo? Al caffè spiegna con la T, che sto che? E allora, vengo dentata, l'estrema un siu, a sta esteri di vignaghi. E ho capito, ma non te cosa mi fai da questo che? Semplice, più bella uno. Ma di la scuola della T, quando l'hai verrà imparato e che gli capisci, tu mi baciamo a famiglia che me recitiamo i formule di prima e lui non ti serva, va bene? Adesso passa lì perché vuole andare. 50 euro all'uno che fate dai impedisci. E cosa che è tremendo? Buonasera a tutti! Mamma, mi vuoi un'idea? Ascolta, e le compagnie che la dei ieri travagliano fuoco per piacere, eh? Beppo, idea buona o cattiva che una soluzione trovata. Dai, Pina Vannacci. Ascolta mamma, me stamattina mi sono rivolgita al mare e non contasso più. E lui mi ha detto che con quante paroline magiche ha fatto il pieno del doleriato. Ascolta, per me che lei la fa bagna al capo stasù col capelli,
o si volia la paletta del dire beh, E quando è che Gabriele che il mago lì? Guarda, lui mi dice che vi resti sì precise e spaccate. che bella, anche lei si spaccate, ne? Lui mi dice che le precise compaiono sull'eroe Squeezer. Poi? Avanti. Avanti. Buonasera, sono l'assistente del Supremo Mago Maghino. Lo precedo per poter sondare e studiare la situazione. Ah, se proprio contenti, il mago se ricordate che le note. Mago Maghino sa tutto, ricorda tutto e conosce tutto. Mago Maghino conosce il passato, conosce il presente e conosce il futuro. Allora, conosco il nostro futuro. Come prima assistente vi posso assicurare con la massima certezza che Mago Maghino è il detentore dell'unico, vero e infallibile oroscopo dell'umanità. E fra poco vi dirà il vostro futuro prossimo, donna. Ma orsù ditemi, dove posso trovare quest'anima dannata, questo spirito malvagio e perso? Oh, dannata la sarà lei, brutta strea. Vabbè, la capura pole. Sì, vedo che si tratta proprio di un caso disperato, cui necessita l'intervento ma che dico divino, del Supremo Mago Maghino. Inchinatevi ora, perché sto per far entrare il sommo Mago Maghino. Mago Maghino, ora vi dice il vostro destino. Siate allegri, povera gente, anche se ora non avete niente. Vedo ricchezze, vedo milioni in questa casa, nuovi ricconi. Vedo miliardi cader come manna su questa casa, povera in panna. Diventerete ricchi sfondati, ben vestiti e ingioiellati. Il vostro destino non è più nero coi palanchi del poetiero. Parla come un libro stampato. Se tutto questo volete che succeda, dovete comprare questo magico talismano. Ecco donna, questo è il magico talismano che la fortuna vi porterà a portata di mano. Solo 100 euro li ritiro io perché, come ben saprete, Mago Maghino non tocca il vil denaro. Veramente? Andiamo più fuori di 100 euro. Ma che rende scordo la che ne al cagnita fanno la quenta lecca la massa da cadenne gota I suoi poteri esoterici vanno al di là dei mari, al di là delle terre emerse e sommerse, al di là delle nuvole, al di là delle stelle. Proprio compagno missile. Uscite ora, in modo che il sommo Mago Maghino possa dare il suo sfogo ai suoi poteri magici e occulti. Ed ora a noi, anima inquieta. Anima inquieta a me, guarda che il messo me che più agitate sia stene. Sì, alle maestà ci si calma. Ardini santi e belze
fate che il Piero torni lassù. Spiriti folletti ed entità, fate che il Piero vada via di qua. Forze del bene e forze del male, fate che il Piero l'indaghe fonibale. Anche se ti aspetta mano qua girante, ma va a finire che burla intera, che ne fai la valutera. E su, ma dovete smettere di fare anche di scatolone, anche me con l'allergia al fumo, dovete capire o no, vai a su. Santi martiri, arcangeli e Padre Eterno, fate tornare quest'anima all'inferno. Questa è bella, te l'essere rimandava all'inferno, anche me all'inferno sono mai stai, ma se tende innanzi a quella maniera che te mandi su me con tu pure chi giusti. San Pancrazio, San Gervaso e San Vittorio, fa tornare questo tipo in purgatorio. Questa è bella, te mi manderesti in purgatorio, sono mostra i sotto anni di smise, te le mi mandano su, te è proprio male. Sì, alle proprio manca sto che. Santi e martiri, fate un sorriso, riprendetevi questo tizio in paradiso. Ah, anche lei, me diciamo sia intera, ho il problema, lei nota, che mi si ricorda più la strada e torna a tre. San Violenzio, San Michele, San Clemente, sbrigatevela voi, perché io non posso fare niente. Ma le ridimbe che l'era proprio il caso, disperato. Mi pensi che la sia la prima volta che ieri fa malare il cuore. E adesso ti chiamerai la Chiesa Iazamada, che manca doma del chiamare, o Presidente della Repubblica. Poverino Spiero. Ma è da che? Certo, dopo adesso al cinema. Ma allora la funzionava col mago. No, neanche il mago e neanche il suo assistente. Che amore. Ablo dice che me partirò da che quando potrò corregare all'anima del brinche di stinchera fuori che la caghe, punto e basta. Chi è? Ma allora deve essere, ma chi sarai adesso, mamma? Cosa sui a me? Ne dite che? Buonasera donne, ciao Beppo. Ciao Lucrezia. Da se te Lucrezia, a te mi fai già basta 3 mesi che tua mamma toccherà andare da Ranzaniccia e tu sciroppero i periere. Non era Teresa. A te? A vedere mia chi? So, la Lucrezia sei un'etta. E mia i morti. Se per caso mi poteste trovare a passare di bande nel cimitero, come minimo mi sarei svenuti col petasciù al cuore e come massimo saresti stincata lei del colpo apostolico. Ma la sarà che la maniera di rispondere, no? Una Teresa, che se che tu ci viene ardendo in giro circa se per l'ufficio funebre e che ci monta il paese, no? Guarda i punti, ma c'è oltre che pregati di chi che questa terra. Senza preghiere vede profondi, anche le poche parole che continua a fare in una strada di messa, no? Dopo te pensi mia che volta di Piero a che nave di bisogno. No, il me di Piero le siamo un paradiso. Ah sì? Ma e te come fai, sai? Ma scusami, mi sarei sbagliata sicura, ma a te per caso compariti insieme? No, so e basta, insomma. Vabbè te. 100 euro.
Me invece ando in giro circa su perché capisco perché la povera anima disgraziata del me è pieno. Può armarte la luce. E sta facendo purgatorio anche tu che la fa, va bene, perché è la più minacchese che sta terra. La Madonna, l'avrà mia coppa vergogna. No, per adesso esagera mia. Copà la mia copà, ma però resta e a faccia tutte. Troppe tutte. E lascia e l'indenu Maia parla di me. Fermate. Siete anche corte poi più sulla tomba. Mia che io merita né Teresa, ma del resto, te sai cosa la dice la gente che la porta mi più sulla tomba in me. Se te che mettete plastica, ti dice che ti siete nata in una e che te le mie cambiare tutte le settimane. Se ti che mettete sei se, ti dice che quando erano vecchie che io comincia a bene. Se te che mettete bene, ti dice che te le fa di più, insomma. E che un po' mi ai piedi, di più, anche i compiti lo so, va bene. E se almeno dicherà che può fare una bella opera d'arte. Cosa le fa? In quanto originale, non te pensa che il nostro Piero ha appena andato al cimitero, perché lui, che le alla li fa sbrusare, arda la cosa interessante, una scatolina di polvere e godote. State, la settimana passata, il Beppo si mi ha confondito, alla ciapà per il pier e una mettito l'insalata. Comunque Teresa, in quanto originale, probabilmente Piero hai rimandato per pensa che prima di me, per puro tenere da fuoco questo stesso razzo, mi tocca promettere di mettere nella casa il cellulare, va bene. Guarda, il cellulare, che chi dovrebbe capire? No, ma mica quel cellulare lì, col telefonino, perché la sera dovrà adesso che la tengo in carsella. E che maniera io il telefono in casa? Lo dici? Se per caso lui si desdà fa dopo mo', come se chiamano? E cane, la mostra trasparente. Hai più apparente, Lucrezia. No, perché apparente, certo. Se per caso lui si desdà fa dopo mo', lui l'avrei chiamata col telefonino e mi avrei chiamato. Per dire che portargli a bifamo mi è stato su che sbaglio. E allora te cosa mi faccio? L'abbonamento alla fine? Ma che devi? Avevo comprato una tesserina di sicuro che l'ho portata là dentro. Le che mi avreste confessato l'amore. Lui, promettete che lei della casa, il telefonino e la tesserina. E me, per questa cosa con la coscienza, ma lo faccio. E allora cosa che ti rimproverà se Cristiano? Che con mia mente della batteria. Senza mai! E lei, ma se stai avete fatto apposta per farmela a me? Certo che Lucrezia, altro che mio bel ricordo, mi ha detto poi il marito. Cos'è? Pensa che la mangia un po' infine la bicicletta per il dare all'osteria, va bene. E a me mi dice, che gliela rubata. E fussura. Alma sempre fai fare una retta talmente grama di qua che l'era tenuta. Pensa che l'era arrivata al punto. E tutti gli volte che il mai dia mangiare a lui certo perché lui diceva che se invece di mangiare hai messo sotto la closa a che avrei sbigliato una poi un più del potere È un capito però anche te, ma più di mia conosce che l'era settegno prima di sposare. certo che avrei potuto capire ma la sera so io pensa che è la sera e adesso che mi sai conto che io proprio che la sera che la mia mamma andava a fare la marcia alla sera di costruire e mi era dice che le prometti di farlo in sera e che le dice che come segnare a fare il canzone alla finestra con la moneta di 600 franchi la moneta che l'ho buttata su e sono stata lì anche in verdura e spiegava che a lui se mi fai bene poi dopo quando questa la funzione del mese di mare, avevo domandato che maniera era la mia is e lui